Milioni di farfalle, si risveglia dal coma e descrive il paradiso. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di Eben Alexander, che è un neurochirurgo e scrittore americano, è nato nel 1953 e nel 2008 praticamente si trovò a vivere un'esperienza tremenda. Andò incontro ad un coma farmacologico nel tentativo, insomma, compiuto da parte dei medici di curare la sua meningite, che apparve subito molto molto seria e grave. Questo coma provocò la morte cerebrale di Eben, e però non interruppe la coscienza, che a un certo punto ebbe l'esperienza di un viaggio nell'aldilà, che poi Eben, quando si è svegliato, incredibilmente guarito da questo coma farmacologico e dalla gravissima patologia della meningite, Eben ha raccontato in un suo libro divenuto un best seller, Milioni di farfalle, e poi seguito da un altro libro, La mappa del paradiso. Egli, ricordiamo, ecco, che è un figlio adottivo e insomma racconta nel suo memoriale, è un estratto proprio tratto dal libro di Eben, la grande, chiaramente ancora di più, no, che i suoi genitori avevano fatto tanto, non potendo insomma avere dei figli naturali, avevano fatto tanto per adottare questo bambino e insomma se lo vedevano questo strappare dal loro affetto, da questo male tremendo che appunto è la meningite. Leggiamo quindi il memoriale scritto da Eben Alexander, in cui descrive questa sua straordinaria esperienza che culmina con la visione del paradiso. Ormai è in coma profondo, è dato per spacciato in ospedale, si trova sotto costante monitoraggio cerebrale. Tuttavia egli è in viaggio fuori dal corpo e in altri universi. Questa esperienza, una volta tornato in vita, ha trasformato profondamente Eben, che ricordiamo è tornato alla vita in maniera inspiegabile, perché tutti dicevano che sarebbe morto date le sue gravissime condizioni. È tornato alla vita da un coma profondo durato 7 giorni e praticamente racconta egli stesso quello che è accaduto e quello che ha visto nell'aldilà. Scrive Eben Alexander: sono stato adottato quando ero un ragazzino. Sono cresciuto senza ricordare niente della mia famiglia di origine, senza sapere che avevo una sorella biologica di nome Betsy. Molti anni dopo mi sono messo alla ricerca della mia famiglia biologica, ma per Betsy è stato troppo tardi, era morta. È questa la storia di come mi sono riunito a lei in paradiso. Prima di cominciare dovrei spiegare che sono uno scienziato, che ho passato la vita a studiare il funzionamento del cervello. Mio padre adottivo era un neurochirurgo ed io seguii la sua strada, diventando io stesso un neurochirurgo ed un accademico che insegnava la scienza del cervello alla Howard Medical School. Anche se cristiano, ero lo stesso scettico quando i pazienti mi descrivevano esperienze spirituali. La conoscenza che avevo del cervello mi aveva reso sicuro del fatto che esperienze fuori dal corpo, incontri angelici e cose simili fossero allucinazioni che si presentavano quando il cervello soffriva di un trauma. Poi, in circostanze molto drammatiche, ho avuto la prova che mi ero sbagliato. Anni fa mi svegliai una mattina con un feroce mal di testa. In poche ore entrai in coma. La mia neocorteccia, la parte del cervello che ha a che fare con tutti i processi di pensiero che ci rendono umani, cessò di funzionare. A quel tempo lavoravo in un ospedale in Virginia, dove fui portato con un codice rosso e quindi in emergenza.
I dottori accertarono che avevo contratto la meningite e, era un raro ceppo di batteri, che si trovava nel mio liquido cerebrospinale e come a un acido stava mangiandosi il mio cervello. Le mie chance di sopravvivenza erano pari a 0, ero in un coma profondo, in uno stato vegetativo e tutte le funzioni superiori del mio cervello erano scollegate. Le scansioni che mi fecero non mostravano alcuna attività cosciente. Il mio cervello non era malfunzionante, era completamente scollegato. Malgrado ciò, il mio sé interiore continuava ad esistere in barba a tutte le leggi note alla scienza. Per 7 giorni, mentre giacevo in quel coma non responsivo, la mia coscienza fece un viaggio attraverso una serie di regni, uno più straordinario dell'altro, un viaggio oltre il mondo fisico ed un viaggio che fino a quel momento avrei solo definito impossibile. Per migliaia di anni le persone normali, ma anche gli sciamani e i mistici, hanno descritto degli attimi brevi, meravigliosi nei regni eterei. Non sono quindi il primo ad aver scoperto che la coscienza esiste oltre il corpo. Ciò che nel mio caso è unico è che sono, per quel che raccontano i dati raccolti, la sola persona ad aver viaggiato in questa dimensione paradisiaca, con la corteccia completamente sotto osservazione minuto per minuto. E i dati medici del mio coma indicano l'assenza totale di attività cerebrale. In altre parole, per quel che può dire la neuroscienza a riguardo del mio viaggio, non è stato qualcosa che è successo nella mia testa. Molti scienziati ovviamente mostrano difficoltà davanti a questa affermazione. La mia esperienza minaccia tutto il loro sistema di credenze, ma un luogo dove io ho trovato totale accettazione è nella Chiesa, dove la mia storia spesso corrisponde alle aspettative della gente. Ecco cos'è stata la mia storia, una mappatura del paradiso. Dopo un mal di testa devastante che mi portò al coma, gradualmente diventai cosciente di essere in uno stato primordiale e primitivo, come se fossi sepolto in terra. Ma non si trattava di una terra ordinaria, dato che percepivo e a volte udivo e vedevo altre entità intorno a me. In parte era orribile, in parte familiare e confortante. Mi sentii come se fossi sempre stato parte di quelle tenebre originarie. Mi si chiede spesso: questo era l'inferno? Io mi sarei aspettato che l'inferno fosse un po', come dire, interattivo, mentre questa fu un'esperienza completamente passiva. Avevo dimenticato cosa significasse persino essere umano, ma una parte importante della mia personalità era tuttavia molto all'opera. Avevo un senso di curiosità, chiedevo chi, cosa, dove, e non c'era mai nessuna risposta. Tuttavia, dopo un certo lasso di tempo, sebbene non possa supporre quanto lungo fosse, una luce scese dall'alto lentamente, gettando intorno meravigliosi filamenti di argento e brillantezza dorata. Si trattava di un'entità circolare che emetteva una meravigliosa musica celeste che ho chiamato la melodia roteante. La luce avanzava come lacerando il tessuto di quel regno grossolano e aprendosi la strada verso una vallata piena di verde fertile e lussureggiante, dove le cascate cadevano in pozze di cristallo. C'erano nubi come fossero morbidi marshallow rosa e bianchi. Dietro di loro il cielo era di un blu scuro intenso. Questo mondo non era indistinto, era profondamente vivo e pungente, vivido quanto l'aroma del pollo fritto e accecante come il bagliore del sole sulla carrozzeria metallica di una macchina e sorprendente come l'impatto del primo amore. So benissimo quanto strano possa sembrare il mio racconto e comprendo bene coloro che non possono accettarlo, come molte cose nella vita che sembrano totalmente inverosimili fino a che uno non ne fa esperienza in prima persona.
Nonostante le scannerizzazioni del mio cervello dicessero che esso non stava funzionando, io stavo avendo invece vivide esperienze. C'erano alberi, campi, piante, animali e persone. C'era anche l'acqua che scorreva nei fiumi o scendeva come pioggia. La nebbiolina saliva dalle superfici pulsanti di queste acque e i pesci scivolavano al di sotto. Come la terra, l'acqua era molto familiare. Era come se i più bei panorami d'acqua mai visti sulla terra fossero riuniti lì. Era un'acqua vivente. Con lo sguardo fisso volevo viaggiare sempre più in profondità, dentro ciò che vedevo. Quest'acqua sembrava più pura di qualsiasi cosa avessi mai visto prima, come se fosse più vicina alla sorgente originale. Ero stato davanti a oceani e fiumi in America, dalle spiagge della Carolina alla West Coast, e li avevo ammirati, ma improvvisamente sembravano essere solo versioni minori, come fratelli e sorelle minori di quest'acqua vivente. E non lo dico per denigrare i laghi, mari e temporali che ho ammirato tutta la vita, ma anzi per dire che ora vedo tutte le acque terrestri in una nuova prospettiva, così come vedo tutte le altre bellezze naturali in modo nuovo. In paradiso tutto è più reale, meno denso, ma allo stesso tempo più intenso. Il paradiso è vasto, vario e popolato come la terra, anzi molto di più, ma in tutta quest'ampia varietà non c'è quel senso di alterità che caratterizza il nostro mondo, dove ogni cosa è sola in se stessa e non ha direttamente nulla a che fare con ciò che la circonda. Nulla è isolato in paradiso, nulla è alienato, nulla è disconnesso, tutto è uno. Ero come un puntino di consapevolezza sulle ali di una farfalla, tra sciami pulsanti di milioni di altre farfalle. Potevo vedere cieli di velluto di un incredibile blu scuro, con sfere di luce dorata che piombavano in picchiata, con cori angelici che lasciavano tracce scintillanti contro fluttuanti nuvole. Quei cori producevano inni di vario tipo, ben al di sopra di tutto ciò che avevo ascoltato sulla terra. Il suono poi era gigantesco, faceva un eco che sembrava infradiciarmi senza bagnarmi. Tutti i miei sensi erano fusi, la vista e l'udito non erano funzioni separati, era come se potessi sentire la grazia e l'eleganza delle creature dell'aria e vedere la musica spettacolare che schizzava fuori da loro. Ancor prima di cominciare a chiedermi chi e cosa fossero, compresi che facevano quella musica perché non potevano contenerla. Era la musica della pura gioia, non potevano trattenerla, così come non si possono riempire i polmoni senza mai espirare. Fare esperienza di quella musica era come unirsi ad essa. Era l'unità del paradiso, sentire un suono era esserne parte, tutto era collegato al resto. Oltre il cielo, inoltre, c'era una vasta gamma di universi maggiori, che poi ho definito sovrasfere, e dove sono salito fino a raggiungere il nucleo, quel santuario del divino più profondo, di un nero cupo infinito, colmo di amore incondizionato, indescrivibile, strabordante. In quel luogo incontrai la deità infinitamente potente, onnisciente, che chiamai a causa di un suono che vibrava in tutto il regno, vibrante. Là appresi lezioni di una tale profondità e bellezza da essere al di là della mia capacità di spiegazione. Durante questo viaggio avevo una guida. Era una donna straordinariamente bella, apparsa mentre cavalcavo come un puntino di consapevolezza sull'ala di quella farfalla. Non avevo mai visto prima questa donna, non sapevo chi fosse, tuttavia la sua presenza fu sufficiente per guarire il mio cuore, rendermi completo in un modo che non credevo fosse possibile. Il suo volto era indimenticabile, con i suoi occhi blu profondo e gli zigomi alti. Il volto era circondato da capelli bruno miele, vestiva un vestito semplice come quello di una contadina, fatto di puro colore indaco blu,
con toni pastello di arancione e color pesca. Quando mi guardò sentii una tale abbondanza di emozioni che, anche se nulla di buono mi fosse mai accaduto prima di quel momento, la mia vita assumeva valore solo nel vivere quell'espressione dei suoi occhi. Non si trattava di un amore romantico, non era amicizia, era ben oltre tutti quei compartimenti di amore che abbiamo sulla terra. Senza parlare mi fece capire che ero amato, che ci si prendeva cura di me oltre misura e che l'universo era un luogo molto più vasto, migliore e bello di quello che potessi immaginare. Io ero una parte insostituibile del tutto, come tutti noi, e tutta la paura e la tristezza di cui avevo sofferto erano il risultato del fatto che avevo dimenticato questi fatti essenziali. Il suo messaggio mi attraversò come un alito di vento, difficile da spiegarsi a parole, ma l'essenza fu questa: sei caramente amato e adorato per sempre. Non c'è nulla che devi temere, nulla che tu possa fare di sbagliato. Fu un'esperienza incredibilmente meravigliosa. All'improvviso ritornai sulla terra, dove mi trovavo in coma ormai da 7 giorni, senza mostrare segni di miglioramento. I medici stavano decidendo se continuare con il supporto per tenermi in vita, quando improvvisamente ripresi conoscenza e i miei occhi semplicemente si spalancarono. Ero tornato. Non avevo memorie della mia vita terrena, ma sapevo benissimo dove ero stato. Dovetti reimparare tutto, chi, cosa e dove ero. Dopo giorni e settimane, come neve che cade dolcemente, la mia vecchia conoscenza terrena piano piano ritornò. Parole e linguaggio ritornarono in pochi giorni. Con l'amore e le dolci attenzioni della mia famiglia e degli amici, altre memorie riaffiorarono. Dopo 8 settimane ritornò completamente anche la mia precedente conoscenza della scienza, incluse le esperienze e l'apprendimento di oltre 20 anni passati come neurochirurgo e come insegnante. Per la scienza moderna questa ripresa totale resta un miracolo senza spiegazione. Ora ero una persona diversa da quella che ero stata. Le cose che avevo visto e di cui avevo fatto esperienza mentre me ne stavo fuori dal mio corpo non erano svanite, come succede invece per le allucinazioni e i sogni. Erano invece rimaste. Soprattutto mi era rimasta impressa l'immagine della donna straordinaria che mi aveva fatto da guida. E poi, 4 mesi dopo essere uscito dal coma, ricevetti un'immagine per posta. Come risultato delle mie precedenti indagini per entrare in contatto con la mia famiglia biologica, un parente mi mandò una foto di mia sorella Betsy, la sorella che non avevo mai incontrato. Lo shock nel vederla fu totale. Era il volto della donna che mi aveva accompagnato nel mio viaggio ultraterreno. Nel momento in cui mi resi conto di questo, qualcosa in me si cristallizzò. Questa voce fu la conferma di cui avevo bisogno. Era la prova, oltre ogni dubbio, della realtà oggettiva della mia esperienza. Da quel momento in poi ritornai mano a mano nel vecchio mondo terreno che avevo lasciato prima che andassi in coma, ma ora ero sinceramente una nuova persona. Ero rinato e sapevo anche con certezza di non dover essere assolutamente l'unica persona ad aver avuto uno sguardo sull'aldilà e sulle meraviglie che lì vi sono.